Venerdì 18 ottobre 2013 nella splendida cornice del Teatro Modena di San Pier d'Arena si terrà la presentazione della San Pier d'Arenese Calcio e questa sera si vedrà al gran completo la presentazione della società e dei giocatori, ma adesso andiamo a sentire cosa hanno da dirci. Abbiamo lavorato bene secondo noi già a giugno, è stato dato il mandato per il direttore sportivo a Carlo Durante, che è un'ottima persona, un grande conoscitore della categoria e un grande amico mio di infanzia. E gli ho lasciato assolutamente carta bianca, lui al mister, e hanno fatto una squadra che secondo noi può far bene e già da domenica scorsa si sono visti progressi importanti in questo senso. Negli ultimi anni si era persa questa appartenenza del quartiere nei confronti della società e noi abbiamo invece come obiettivo, partendo proprio anche dal settore giovanile della scuola calcio, far tornare la San Pier d'Arenese, la squadra di San Pier d'Arena e dei San Pier d'Arenesi, ed è un lavoro lungo, ma i primi frutti e i primi risultati li stiamo già ottenendo con numeri importanti, perché solo come settore giovanile a scuola calcio abbiamo praticamente più che duplicato gli iscritti. Da quando ci siamo insediati è stato uno dei nostri principali obiettivi, di portare i bambini e ragazzi al Morgavia, a Belvedere, al nostro campo e farli praticare, diciamo così, la nostra attività nel miglior modo possibile. I numeri ci stanno dando ragione, chiaramente la San Pier d'Arenese tira chiaramente, nonostante questi anni di difficoltà. Abbiamo raddoppiato i numeri dei tesserati e soprattutto abbiamo riportato tutte le leve ai campionati, dal 2007-2008, quindi dalla leva d'ingresso fino alla Juniores, mentre l'anno scorso avevamo appena 4-5 squadre, quindi questo possiamo dire che è il nostro grande obiettivo raggiunto. L'anno scorso sono arrivato il giorno dopo che sono arrivati il nuovo presidente e il vicepresidente e ho accettato questo incarico qua con molto entusiasmo, consapevole che l'impresa era difficile, però ci abbiamo provato. Non è andata bene, pazienza, per la prima volta la San Pier d'Arenese fa la seconda categoria e quest'anno con una nuova squadra cerchiamo di far bene. Poi la cosa fondamentale è vedere i risultati alla fine del campionato e guardare dove siamo arrivati.